Si legge il giornale, si discute in piazza, al bar, si scrutano le locandine dei giornali. A Scorzè la notizia sulla bocca di tutti. Se la proposta della Conferenza delle Autonomie verrà approvata in Consiglio regionale e poi al Governo, nella riorganizzazione del sistema delle province il Comune lascerà Venezia e passerà a Treviso e la gente spera che il passaggio porti qualche vantaggio. Si spera di andare in meglio? La provincia di Venezia proprio non ha fatto proprio più di tanto per il comune di Scorzè. Andare a Venezia è una cosa insomma più scomoda e Treviso speriamo bene. Noi saremo meglio sotto Venezia, purtroppo la giunta io ho votato no. Di fatto, con i suoi 23.000 km² e 19.000 abitanti, il comune di Scorzè ha salvato dalla mannaia della spending review la provincia di Treviso, altrimenti troppo piccola per sottrarsi all'accorpamento con quella di Belluno o di Padova. La prima salva assieme a Rovigo per la specificità del territorio, la seconda grazie all'aggregazione di Vigo Novo. Non rischiano, con oltre 2.500 km e più di 350.000 residenti, Verona e Vicenza. Tutto cambia per non cambiare nulla? Si vedrà. Di fatto per Venezia si è avviato l'iter per la città metropolitana, appoggiato dalla maggior parte dei comuni, tranne 7, tra i quali appunto Scorzè. Io credo che la lotta politica debba essere quella di cercare di semplificare la pubblica amministrazione e di dare degli organismi semplici, snelli e che abbiano un senso. Oggi la città metropolitana di Venezia, per come è costruita, non è così.